momento così delicato, fra tensioni geopolitiche e anche commerciali molto evidenti e molto importanti che stanno impattando sull'intero settore economico italiano ed europeo, credo che Empaia possa dare il proprio contributo, perché è un ente molto vicino all'economia reale che ha bisogno sicuramente di tanti investimenti in internazionalizzazione, in aziende che esportano, in aziende che intendono investire maggiormente sui mercati e in particolar modo sui mercati emergenti. È chiaro che in questo contesto abbiamo bisogno, come settore agricolo e agroalimentare ovviamente, di essere affiancati da un ente come Empaia, che sicuramente sul piano della previdenza agricola continua ad avere un ruolo centrale, ma altrettanto centrale il ruolo che può rivestire in termini di investimenti. Quindi il settore agricolo ed agroalimentare hanno sicuramente bisogno di continuità, ma soprattutto hanno bisogno di maggiore sicurezza, e la sicurezza può essere data sicuramente dagli investimenti, oltre alle politiche che vanno messe in campo da parte delle istituzioni nazionali.